Ben ritrovati cari amici di Radio ABM al nostro consueto appuntamento con Una voce delle Dolomiti. I nostri ospiti di oggi sono Paolo Capraro del Comitato d'Intesa di Belluno e Andrea Raveane dell'Unione Montana Feltrina. Benvenuti e grazie mille per aver accettato il nostro invito. Salve a tutti voi, grazie a Simone e ovviamente Radio ABM sia da parte mia e poi ascolteremo l'Andrea, cioè da parte di entrambi, Paolo ed Andrea. Dimenticavo di salutare e di dare il benvenuto oltre a chi ci sta seguendo su Radio ABM, anche a chi ci sta guardando sulla pagina Facebook di Radio ABM Voce delle Dolomiti e sul canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Paolo e Andrea quest'oggi ci parleranno di un'occasione, di un'opportunità che si presenta per i giovani bellunesi o comunque residenti nel territorio bellunese, un bando che è uscito nei giorni scorsi che si ripropone un po' anno dopo anno, che è quello del servizio civile regionale, occasione di dare il proprio contributo, di prestare il proprio servizio all'interno di enti, associazioni in realtà del nostro territorio. Ma lascio a Paolo spiegarci più nel dettaglio di che cosa si tratta. Sì, è una bella occasione questa, pensate un po', in questo mese bellissimo, il mese di settembre, ci sarà l'opportunità con la scadenza il 30 di settembre, allora 14, per 30 posti in provincia di Belluno riguardante il servizio civile regionale. Poi nel futuro avremo anche il servizio civile universale. In questo bando abbiamo due progetti molto importanti, uno che vede come capofila l'Unione Montana Feltrina e riguarda la protezione civile, condividiamo le esperienze, uniamo le forze e siamo alla seconda edizione di cui poi Andrea vi spiegherà chi è rivolto a quali enti, in particolar modo agli enti pubblici. Mentre io vi parlerò un attimo dell'8ª edizione dei promotori di solidarietà nella provincia di Belluno. Siamo già all'8ª. Pensate a questa bella collaborazione tra Comitato CSV e Unione Montana Feltrina che ci porta ad avere questa grossa opportunità. Chi ci ascolta può innanzitutto cliccare o sul portale dell'Unione Montana Feltrina o sul portale del CSV di Belluno, ovviamente sopra la parola servizio civile regionale. 3 caratteristiche: bisogna avere un'età che va tra i 18 e i 28 anni compiuti, è quella parte, è quel segmento. Daranno 270 euro netti al mese ed è pari a 18 ore settimanali nell'arco di un anno. All'interno, come sempre, formazione generale e formazione specifica che sarà utilissima per le competenze, utile determinati corsi che andranno ad arricchire il curriculum vita che mai come oggi è richiesta anche la partecipazione di attività come il modello del servizio civile. Se entriamo più nello specifico dell'8ª edizione, ed è spalmata questa su tutta la provincia, leggo un attimo per dare un'informazione più precisa. Partecipano, c'è un posto presso la sede delle ACRI provinciali di Belluno, presso l'associazione AIPD di Belluno o l'associazione sempre Belluno degli amici delle scuole in rete. Dopo abbiamo l'ANPAS, abbiamo la APACA che riguarda la protezione degli animali. Ci trasferiamo con l'ASSI a Sedico, Belluno Donna a Belluno, come il cantiere della Provvidenza, il comitato d'intesa. Poi ci trasportiamo nel consorzio Proloco dell'Agordino, abbiamo un posto la Croce Cortina, la Croce Bianca, lo stesso vale per la Croce Verde Alleghe. Torniamo alla Fondazione Cucchini, all'Associazione Cucchini di Belluno, alla Fondazione Papa Luciani a Canale d'Agodo, insieme si può di Belluno il coordinamento, poi si va in una parrocchia, quella di Santa Giustina. Abbiamo a Feltre, porta aperta, sia la Casa Margherita sia il Palloncino Rosso, la Proloco sia di Longarone che la Pieve Castionese, sempre Società Nuova, il dopo scuola Oppillati Belluno, poi andiamo a Rocca Pietre con i volontari ambulanza protezione civile e i volontari ancora della Croce Bianca di Vignallongo. Ecco, è spalmato ovunque. Dovete per cortesia, genitori, zii, ma voi giovani partecipanti, entrare
leggere, ed è una grossa opportunità, ecco, hai capito Simone? Poi sentirete da parte di Andrea quello che riguarda nello specifico la protezione civile. Questi sono i due ambiti che quest'anno hanno dato alle nostre istituzioni. Ecco Paolo, diverse opportunità, diversi settori coinvolti, anche divisi territorialmente, insomma, nelle diverse zone della nostra provincia, quindi l'occasione c'è un po' per tutti i diversi interessi, con tanti enti anche di vario tipo che rientrano in questo bando. Facevi prima riferimento al requisito dell'età tra i 18 e i 28 anni. Ci sono altri requisiti di base che bisogna possedere per potersi candidare a questo bando del servizio civile? Sì, basta che ovviamente chi ne è interessato prenda anche i contatti stessi, ma ad esempio forse diventa più facile telefonare qui in sede dove ci troviamo io ed Andrea all'Unione Montana Feltrina e chiede direttamente ovviamente la lunga e grande esperienza di Andrea che ne è responsabile qui insieme alla collega Selene. Mentre se volete telefonare alla Casa del Volontariato nella città capoluogo, cioè Belluno, vi troverete il sottoscritto con la collega molto brava insieme a Selene che è poi la Paola Benvenuto. Spesso noi aiutiamo a fare le rispettive domande con i ragazzi, le ragazze, venendo pure sul posto e li aiutiamo anche a compilarla, perché non ci sono problemi. Se qualcuno è interessato, noi siamo a disposizione per dare tutte le informazioni possibili, ad esempio la durata, i permessi, le ferie, la malattia, come spalmare nell'attività, o meglio ancora, se fanno la richiesta determinata su quell'ente o su quella situazione, quali saranno i rispettivi compiti. Ecco, si ha l'opportunità di un confronto e di un aiuto nella compilazione della rispettiva domanda. Ecco, un'esperienza che dura un anno, se non sbaglio, giusto? Ecco, e qual è l'impegno richiesto ai partecipanti a livello di ore settimanali? Dipende con quale ente si opera, sono 18 ore spalmabili in 4 giorni, ma può capitare che 3, 4, dipende anche da com'è l'organizzazione stessa dell'ente, può capitare che ci sia, sarà una volta, due in tutto l'anno, che occorre un sabato, una domenica, c'è la flessibilità, ma poi recupera il giorno successivo. Ecco, un'altra cosa, chi fa la domanda poi avrà con me ed Andrea e tutto ovviamente il reparto tecnico il relativo colloquio in cui si va a porre le dovute domande, si va a chiedere e si va a compilare una relazione che va inviata in regione al Ministero, i quali vanno a stilare la graduatoria che definisce chi è idoneo, chi non è idoneo e chi è disponibile o meno. Ecco. Adesso Simone ti do un suggerimento, passo la parola ad Andrea per approfondire la protezione civile. Prego Andrea. Grazie mille Simone, buongiorno a tutti. Buongiorno. Ecco, come Unione Montana noi abbiamo presentato alla Regione ed è stato approvato il progetto di protezione civile, condividiamo le esperienze, uniamo le forze, la seconda edizione. Ci sono 7 posti, chiaramente in Comune di Belluno, Comune di Borgo Valbelluna, Comune di Longarone, Comune di Lozzo di Cadore, Comune di Punte nelle Alpi, Comune di San Pietro di Cadore, Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo. Questi 7 posti, questi giovani saranno inseriti in vari uffici tecnici e andranno ad implementare proprio il piano comunale di protezione civile. Il piano sappiamo è uno strumento fondamentale, importante, è uno strumento di previsione, di prevenzione e anche di superamento dell'emergenza e questi giovani saranno proprio inseriti nel territorio e andranno proprio ad implementare il piano, sempre con collaborazione direttamente con il responsabile dell'ufficio tecnico che darà chiaramente tutte quante le direttive. Questo come il nostro, ma anche il progetto del Comitato d'Intesa è un'ottima opportunità per i giovani di potersi poi inserire nel mondo del lavoro, anche perché come spiegava Paolo ci sarà una formazione generale e poi più specifica proprio nei vari settori che riguardano direttamente i vari progetti. Ci sono 2 importanti corsi che faremo, il corso di primo soccorso e il corso sulla sicurezza, che dopo i giovani potranno andare a inserire queste cose che fanno all'interno del proprio curriculum vitae e questa è la cosa chiaramente fondamentale. Il servizio civile dà la possibilità al giovane di mettersi in gioco,
e quindi questo è importante per i giovani, anche capire le proprie potenzialità, e il servizio civile dà chiaramente questo. Ecco, come dicevate voi, un'occasione per apprendere, per formarsi, per muovere in qualche modo un primo passo verso il mondo del lavoro, entrare comunque in un contesto simile che possa aiutare anche con il bagaglio di competenze e di esperienze che si acquisiscono da questo punto di vista. E essendo un'esperienza da 18 ore alla settimana, penso che sia una cosa accessibile anche a chi magari sta studiando, si sta ancora formando. Esatto, sono 18 ore settimanali che sono spalmabili nell'arco della settimana, 3, 4, 5 giorni, quindi coloro che sono studenti universitari possono studiare e possono quindi implementare questi progetti attraverso queste 18 ore, che poi 18 ore chiaramente c'è sempre l'accordo tra il giovane e direttamente tra l'ente, in questo caso pubblico, che andrà chiaramente ad accoglierlo. Il bello è che i giovani riscoprono all'interno di questi enti, che sono associazioni ma anche enti pubblici, le proprie potenzialità, si mettono chiaramente in gioco, scoprono effettivamente delle cose che non sapevano di poter fare e con la loro freschezza danno proprio vigore a questi progetti, e questo è estremamente importante. Esperienza utile per chi la intraprende, insomma, dal punto di vista dei giovani che faranno domanda di partecipazione a questo bando, ma sicuramente utile anche per gli enti, le associazioni, le realtà che potranno contare, insomma, sull'apporto dato da queste figure. Esatto, anche perché sia le varie associazioni che gli enti hanno la possibilità di avere questi giovani che vanno proprio a realizzare questi progetti, che sono progetti nel campo dell'assistenza, nel campo della protezione civile. Noi chiaramente ricordiamo la data di scadenza, che è il 30 settembre alle ore 14. Gli enti capofila sono il Comitato d'Intesa tra le associazioni volontaristiche della provincia di Belluno, per l'8ª edizione promotori di solidarietà nella provincia di Belluno, e mentre l'Unione Montana per quanto riguarda la protezione civile. Condividiamo le esperienze, uniamo le forze, 2ª edizione. Sia io che Paolo, Selene e Paola siamo a completa disposizione dei giovani, ripetiamo, è un'ottima possibilità per loro per potersi poi immettersi nel mondo del lavoro. Quindi invito i giovani proprio a visitare i rispettivi siti del Comitato d'Intesa e dell'Unione Montana alla voce Servizio Civile, e dove ci sono praticamente, c'è il bando regionale, il bando locale proprio per la selezione e la varia modulistica per poter fare domanda. Ecco, quindi mancano ancora un paio di settimane, c'è ancora tempo, insomma, per chi ancora non avesse colto questa opportunità di farlo, di andare a entrare in contatto, insomma, con questo mondo del servizio civile. Ci sono tutte le informazioni, i bandi completi sui siti del Comitato d'Intesa, dell'Unione Montana Feltrina. Un'opportunità sicuramente importante, io stesso la consiglio personalmente, ho fatto il servizio civile presso l'Associazione Bellunesi nel Mondo, è stato un anno per me molto ricco, molto importante per quel che riguarda la mia vita in generale, insomma, quindi una cosa che anche a livello personale mi sento assolutamente di consigliare. A me mi fa piacere questo, ci fa piacere, anche perché noi crediamo nel servizio civile, crediamo nei giovani, i giovani sono chiaramente il nostro futuro, quindi con il servizio civile si mettono in gioco, e quindi questo è estremamente fondamentale. Noi creiamo questi progetti anche contro lo spopolamento, sappiamo com'è la nostra provincia di Belluno, quindi è da 15 anni che l'Unione Montana collabora col Comitato d'Intesa proprio per creare questi progetti, per dare una mano ai giovani, e le opportunità per i giovani ci sono, quindi bisogna, secondo il mio punto di vista, saper attingere queste opportunità, saper cogliere le diverse occasioni, anche perché il servizio civile dà tanto ai giovani, ma dà tanto anche ai vari enti che accolgono direttamente questi giovani. Grazie, penso che abbiamo più o meno detto tutto quello che c'era da dire, insomma, su questa opportunità del servizio civile. Io vi ringrazio. Grazie a te, veramente. Grazie mille Andrea, grazie mille a Paolo, grazie anche a chi è stato all'ascolto di Radio BM, a chi ci ha seguito su Facebook, a chi ci ha seguito sul nostro canale di YouTube, il canale dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Ci diamo un nuovo appuntamento con Una voce delle Dolomiti alla prossima puntata. Grazie mille ancora.
Io ringrazio, ma ringrazio anche a Paolo, cioè a nome di Paolo, che in questo momento non è praticamente inquadrato. Ok? Grazie Simone. Grazie Simone. Grazie.